Cari confratelli nel sacerdozio, cari diaconi, con uno strumento inusitato ci avviciniamo a celebrare il Natale. L'Avvento infatti ha questo significato, quello di essere una grande preparazione al Natale, e questa preparazione avviene in questo anno con delle modalità particolari. Molto dipende dal vostro rapporto col Signore e nel saper trovare anche poi pastoralmente delle iniziative che siano significative per la fede delle nostre comunità. Ci incontriamo attraverso il web e ringraziamo di poter usare questo strumento, anche se ci dispiace non poterci incontrare, salutare, parlare di persona. È un momento di difficoltà per le nostre comunità, che sono fatte di cristiani e di cittadini. Quindi come pastori noi vediamo insieme questa caratteristica dei nostri amici, dei nostri fedeli, dei nostri ragazzi, dei nostri anziani, delle nostre famiglie. Vivono questa realtà nella fede, però sono cittadini. E allora la cura del pastore è proprio quella di immaginare che bisogna accompagnare in questi due ambiti, ricordando che poi noi siamo pastori e soprattutto parliamo al cuore, all'anima delle persone. Il Vangelo ci dice d'altra parte che dal cuore dell'uomo che esce poi ogni altro tipo di iniziativa, dalla parola al gesto. Ho riflettuto su che tipo di riflessione poter condividere con voi e mi è sembrata importante continuare quella che avevo fatto con i nostri ragazzi alla Vigilia della Salute, in cui avevo accennato il tema del viaggio. Il tema del viaggio lì prendeva in considerazione soprattutto la figura di Giacobbe. Invece con voi vorrei prendere in considerazione un altro viaggio, un viaggio importante, quello con cui terminano il libro degli Atti degli Apostoli e un po' termina la storia quindi della Chiesa. Poi naturalmente c'è il libro dell'Apocalisse, ma lì è la profezia. Però se leggiamo il capitolo 27 e il capitolo 28, almeno i primi 16 versetti del capitolo 28, noi vediamo un viaggio, siamo introdotti in un viaggio. Ho usato l'espressione vediamo perché veramente è una di quelle sezioni degli Atti degli Apostoli dette del noi, dove chi narra era presente, era protagonista. E allora possiamo dire che il viaggio non c'è solo narrato, ma c'è rappresentato al vivo. Ecco, io chiedo che in questo momento di preghiera e poi magari anche privatamente, personalmente, portiate avanti un po' la lettura di questo capitolo 27 e dei primi 16 versetti del capitolo 28, per intenderci l'arrivo nella città di Roma. Allora un breve richiamo sul viaggio. Il viaggio è importante in Luca perché noi sappiamo che il terzo Vangelo è strutturato come un viaggio, il viaggio che dalla pagana Galilea conduce Gesù e gli apostoli nella città santa di Gerusalemme, dove Gesù morirà e risorgerà. Il Vangelo di Luca ci presenta anche due persone in viaggio in una strada, e sono i due discepoli di Emmaus. Camminano col Signore, viaggiano col Signore, e a un certo punto si accorgono con chi stanno parlando, con chi stanno condividendo la strada. E anche qui vorrei che questo fosse una piccola domanda che io e voi ci poniamo a proposito della nostra vita, perché molte volte non ci accorgiamo che il Signore sta camminando con noi nella nostra parrocchia, nei nostri impegni quotidiani, nelle nostre contrarietà o gioie che accompagnano la nostra giornata, le nostre settimane.
Poi ricordo anche che il Vangelo di Luca, e torno a salutare i nostri diaconi, ci presentano la figura di Filippo al capitolo 9. Lo Spirito conduce Filippo in quella strada che va da Gerusalemme a Gaza, e lì incontrerà un uomo in viaggio, un uomo seduto su un carro, un etiope, che legge un testo della scrittura, Isaia, e non lo intende, non lo capisce, e ha bisogno di un ministro, di un inviato. Ecco, noi sacerdoti, voi diaconi, siete soprattutto delle persone che rendono presente il Signore, non per dei meriti particolari, ma per una vocazione e un ministero che dobbiamo onorare proprio nella crescita quotidiana nei confronti del Signore. Noi sappiamo che Israele è il popolo che è in viaggio tutto l'Antico Testamento verso la terra promessa, e sappiamo anche che i viaggi, la strada di Israele è soprattutto una strada che riguarda il deserto, che riguarda le montagne, che riguarda anche il passaggio del Mar Rosso, ma è un momento di grande difficoltà. Allora il viaggio di cui vorrei parlare con voi oggi, quello di Paolo verso la città di Roma, si era appellato a Cesare e quindi ha diritto di essere giudicato dall'imperatore. Ecco, questo viaggio avviene in quello che è un elemento, diciamo, non usuale in Israele, il mare. Il mare è sempre considerato come qualcosa di infido, di pericoloso, e il mare forse nell'Antico Testamento viene citato soprattutto per l'episodio del libro di Giona, ma per il resto, come dicevo, Israele vive soprattutto della terra promessa, la terra di Canaan, la terra da raggiungere, la terra che è il desiderio, è la promessa che era stata fatta da Dio ad Abramo. Allora ritorniamo al nostro brano degli Atti degli Apostoli, per dire che Paolo in questo viaggio ci rappresenta un po'. Prima di tutto perché Paolo si trova insieme a degli altri uomini e possiamo dire non erano cristiani. Lui si imbarca a Cesarea con Aristarco e con Luca, e Aristarco sappiamo che sarà il primo vescovo di Tessalonica, quindi questo momento è importante per quel richiamo che faremo nel momento in cui Paolo, in una situazione drammatica della navigazione in cui si rischia veramente il naufragio, prende il pane, lo spezza e nutre se stesso, e poi il versetto successivo dice poi mangiarono anche gli altri. Allora la celebrazione è per tutti, la condivisione del pane è per Luca, Paolo e Aristarco. E questo richiamo l'ho voluto fare subito all'inizio perché in questi mesi, soprattutto in alcuni mesi, abbiamo dovuto faticare molto per poter celebrare l'Eucarestia. E come io richiamo all'essenzialità di questo gesto in cui siamo veramente popolo di Dio diventando corpo di Cristo, smettendo le nostre individualità e mantenendo la nostra personalità che si rafforza e si compie nell'incontro con Cristo. Io sono la vera vita e voi siete i tralci. Sant'Agostino parla di un Cristo totale, ecco, e l'Eucarestia è ciò che realizza questa realtà di Chiesa, quindi non celebrare l'Eucarestia o essere reticenti nel celebrare l'Eucarestia vuol dire non mettere a fuoco ciò che ci fa Chiesa, che ci realizza Chiesa. È chiaro che siamo i primi e lo vogliamo con convinzione che le celebrazioni avvengano in sicurezza, questo è chiaro,
ma vogliamo anche poter spezzare il pane e diventare sempre di più, soprattutto in questo periodo di difficoltà con le nostre comunità, il corpo di Cristo, la realtà stessa di Cristo. E questo non è che ce lo garantisca altre prassi pastorali, ma è l'Eucaristia, questo dono, questa liturgia. Faccio presente anche che noi iniziamo a usare il nuovo messale della Chiesa italiana, la terza edizione del messale della Chiesa italiana, che non si riduca tutto a mettere a fuoco alcune espressioni forse più opportune, secondo una traduzione studiata, evoluta dalla Chiesa italiana, però non si riduca tutto solamente a cambiare alcune parole. È l'occasione per noi presbiteri, per i diaconi e per le comunità di poter veramente iniziare una riflessione sul dono grande della liturgia, della quale vorrei poi discorrere, ecco, con voi, perché è un'occasione grande quella che abbiamo. Ecco, allora Paolo si imbarca. Paolo viene affidato a un centurione, il centurione Giulio, centurione della corte Augusta, un uomo che si dimostra gentile con Paolo, tanto che nella prima tappa della navigazione a Sidone gli concederà di poter scendere. Paolo è un prigioniero, è in custodia a questo centurione e ai soldati romani, e concede a Paolo di poter scendere e visitare i cristiani di Sidone. Ecco, questo punto vorrei farlo notare. Molte volte la comprensione, la gentilezza, noi la riceviamo magari da persone che sono lontane, persone dalle quali non ce l'aspetteremmo questo atteggiamento. La stessa cosa che Paolo e i suoi compagni di viaggio scopriranno nella selvaggia isola di Malta. Paolo lascia Gerusalemme, i suoi correligionari, sadducei, farisei, va verso la civile Roma. Ecco, il trattamento migliore lo scopre in una isola selvaggia di cui non sapeva, e insieme anche ai suoi compagni di viaggio non sapevano il nome. Il centurione Giulio e gli abitanti di Malta diventano scoperte pastorali. Molte volte i lontani possono essere per noi non persone che ci interpellano mettendoci in difficoltà, ma forse persone che hanno anche una disponibilità maggiore delle persone a noi vicine. Allora il primo approdo di Paolo è a Mira. Mira, siamo nella Licia, c'è un cambio di nave. Finora Paolo ha navigato sotto costa, evitando i venti che potevano essere anche pericolosi con la navigazione nell'epoca, e cosa fa? Arriva su una nave cabottiera, cioè una nave di piccolo cabotaggio. Arriva a Mira, c'è un cambio di nave e inizia il secondo momento per cui, non riuscendo ad approdare a Cnido, puntano verso Creta, e anche qui navigano sotto costa, cercano almeno di navigare sotto costa. Paolo è salito su una nave che trasporta frumento, che trasporta grano, quindi una nave da trasporto. Arriva all'isola di Creta e possiamo dire che si approda a Creta perché a Cnido è impossibile prendere terra. Ecco, qui un'altra cosa che vorrei riflettessimo noi tutti. Certe volte ci vengono precluse alcune situazioni, alcuni approdi, alcune soluzioni,
e per necessità dobbiamo rivolgerci in un'altra direzione. Paolo non può approdare a Cnido per difficoltà di approdo, va all'isola di Creta. Qui nell'isola di Creta arriva la stagione in cui era opportuno non navigare, la stagione in cui era opportuno fermarsi. eh, Col calendario ebraico era la giornata dell'espiazione, il Kippur. Cade, per intenderci, fine settembre, inizi di ottobre. Ecco, la navigazione allora, in quell'epoca, in quel periodo dell'anno, diventava veramente problematica. E allora, arrivando a buoni porti, proprio nell'isola di Creta, Paolo consiglia Giulio, il centurione, che era il vero comandante della flotta, della persone che partecipavano a questo viaggio con le varie navi, però Giulio crede di più alla parola dei marinai. I marinai dicono: non è una buona soluzione quella di rimanere a buoni porti, dobbiamo raggiungere il porto, sempre nell'isola di Creta, di Fenice. Perché? Perché era un porto, quello di Fenice, in cui era esposto questa zona dell'isola a dei venti che si ritenevano in qualche modo più utili per la navigazione. L'idea era quella di arrivare a Fenice e fermarsi. Ecco, appena a buoni porti vedono che si alza il vento di scirocco, cioè quel vento che soffia da sud-est, voi capite bene che sud-est vuol dire andare verso l'Italia, vuol dire andare verso la Sicilia. Allora, subito, con una valutazione umana e non ascoltando la parola di Paolo, si parte. Ecco, qui appena partiti, veleggiando verso l'isola di Cauda, succede che si scatena una tempesta. Gli Atti degli Apostoli parlano del vento euroaquilone. Doveva essere un vento foriero di tempesta che portava in genere un vento freddo, un vento, per intenderci, di tramontana, un vento che era insidioso, era pericoloso, e la nave incomincia a non essere più governabile. Anche gli esperti marinai, anche il nocchiero, il timoniere, incominciano a andare in difficoltà. Ecco, molte volte le scelte degli uomini, che sono scelte valutate secondo dei criteri umani, di saperi umani, di scienza, di sapienza umana, contrastano con quello che poteva essere la parola di Paolo. Paolo in questo viaggio rappresenta un po' il Signore. Paolo è stato visitato dal Signore e gli è stato detto: tu devi arrivare a Roma. Quindi Paolo, anche per qualcosa che gli è stato comunicato e che è detto esplicitamente negli Atti degli Apostoli, durante un momento di sonno, di dormiveglia, viene a avere una certezza interiore. La nave forse andrà in naufragio, ma tutte queste persone saranno salve perché gli viene detto: tu devi arrivare a Roma. Ecco, allora Paolo si fa tramite di questa parola, ma non è ascoltato, e le decisioni umane molte volte creano delle difficoltà. Allora quel vento di scirocco che aveva fatto decidere al comandante di tentare un avvicinamento in un'epoca dove non bisognava mettersi fermare verso il porto
finale che era Roma, questa scelta diventa negativa nel momento in cui era intesa invece come una possibilità. Ecco, quella possibilità del vento di scirocco diventa il vento di Euraquilone. E allora qui succede la grande descrizione viva del viaggio, cioè la tempesta, quella tempesta che coglie Paolo dall'isola di Caudas fino all'approdo, al naufragio di Malta. Ecco, leggete i versetti della tempesta, sono veramente importanti anche perché li possiamo considerare come dei momenti spirituali per quello che ci può riguardare. Alludo soprattutto ai versetti 17-20 del capitolo 27 degli Atti degli Apostoli, e questa parte la leggo e poi facciamo alcune brevissime riflessioni dal punto di vista spirituale. Quindi, nel timore di finire incagliati nella Sirte, calarono la zavorra e andarono così alla deriva. Erano sbattuti violentemente dalla tempesta e il giorno seguente cominciarono a gettare in mare il carico. Il terzo giorno, con le proprie mani, buttarono via l'attrezzatura della nave. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e continuavano una tempesta violenta. Ogni speranza di salvarci era ormai perduta. Siamo nelle sezioni del noi degli Atti degli Apostoli, quindi il discorso è in prima persona plurale, noi, chi sta vivendo questo dramma. Ecco, allora la riflessione è questa: si è dato credito a un giudizio umano, non si è ascoltata la parola di Paolo, quei venti che sembravano essere di aiuto e di buon augurio, di buon auspicio, e lo strumento attraverso il quale si sarebbe potuto raggiungere la meta diventano invece la grande difficoltà, e addirittura si rivolge la situazione, diventano occasione drammatica per dire ogni speranza di salvarci ormai era perduta. Ecco, a un certo punto nei momenti difficili, noi stiamo vivendo un momento difficile, quello della pandemia, ma ci possono essere anche altri momenti spirituali difficili nella vita di una persona, oppure anche difficoltà materiali nella vita di una persona. Noi siamo chiamati a liberarci da tante cose. Allora, mi pare importante sottolineare la progressione di questi 3 giorni di passione, possiamo dire. Prima di tutto ci si libera della cosa meno importante, la zavorra. La zavorra era importante perché aiutava la navigazione di una nave, dava stabilità a una nave, dava peso a una nave. Però a un certo punto si fa questa scelta di fronte al mare che sta diventando invadente, sta distruggendo lo scafo stesso della nave, e si paga un dazio su questo perché la nave diventa ingovernabile, perché la nave è più leggera e evidentemente diventa più difficile da tenere nella rotta. Secondo giorno non basta questo. La purificazione è sempre qualcosa che ci visita in modo progressivo. E allora di che cosa ci si libera? Un'altra cosa che sembrerebbe essenziale è il carico. Vi dicevo che questa seconda nave, come anche poi la terza che porterà Paolo a Roma, è una nave granaria che trasporta il grano dall'Egitto, da Alessandria d'Egitto a Roma, la capitale dell'impero. E allora per una nave da carico che vive sui trasporti della merce, abbandonare il carico vuol dire abbandonare il guadagno, il sostentamento, la vita.
Eppure questa operazione deve essere compiuta perché c'è un bene più grande da salvaguardare. Terza giornata, non basta essersi liberati della zavorra, del grano, del carico di grano, addirittura degli strumenti non essenziali che appartengono alla struttura dello scafo, della barca. Potremmo dire gli arredi necessari per il vivere in questo viaggio. Ecco, ci si libera anche di questo. Alla fine si vede che non è sufficiente, ma questo permette, se non altro, di non soccombere. Si arriva così alla 14ª notte, quando i marinai, a mezzanotte, l'ora in cui nessuno se lo aspetta, vi ricordate la parabola delle vergini, a mezzanotte viene lo sposo. Alcune erano vigilanti, altre no. Ecco, qui nell'ora in cui diciamo meno ce lo può aspettare, i marinai hanno sentore che qualcosa di terreno, di terra, di mare, di isole, si sta delineandosi all'orizzonte. E cosa fanno? Incominciano a buttare giù lo scandaglio e vedono che la profondità è di 18 braccia, quindi il braccio era un'unità di misura 1,85 m, quindi poco meno di 40 metri. Dopo qualche tempo gettano di nuovo giù lo scandaglio e siamo a 15 braccia, quindi poco più di 25 metri. Ecco, qui ci sarà un tentativo, poi reiterato in un secondo momento, di mettersi in salvo separatamente. Paolo qui, che è il vero protagonista, non è il timoniere, non è l'equipaggio, non sono i compagni di viaggio di Paolo, non è il centurione Giulio. Il vero protagonista è Paolo. Paolo qui dice: fermiamoci, noi potremo arrivare alla meta solamente se non ci dividiamo. Ecco, Paolo quindi ripete, dice quello che accennavo prima, cioè che lui sa che tutti insieme arriveranno alla meta, e Paolo insiste su questo, tanto che a un determinato momento, in questa situazione così complessa, così difficile, Paolo esorta, dice il versetto 33, a prendere cibo. Poi invita di nuovo a prendere cibo, e in questo invito al condividere il cibo però c'è qualcosa che noi sappiamo apparteneva alla celebrazione eucaristica dei primissimi tempi, cioè la celebrazione dell'Eucaristia avveniva all'interno delle agapi fraterne. Allora, in questo contesto Paolo dice: detto questo, prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Ecco, poi si dice chiaramente: tutti si fecero coraggio e anch'essi presero cibo. Ecco, qui c'è il gesto dell'Eucaristia. Paolo, di fronte al momento drammatico del naufragio incombente e della volontà di alcuni che poi sarebbero stati garanti della navigazione di abbandonare gli altri, li esorta a non farlo e poi compie il gesto eucaristico. Quel gesto eucaristico che lega in modi differenti evidentemente queste persone che non erano cristiane la piccola comunità cristiana, Paolo, Luca e Aristarco. Ecco, diventa però un momento importante, perché dopo quel momento si riesce, anche se in difficoltà, ad approdare all'isola di Malta. Ancora una situazione in cui si ribadisce come è importante
che non venga meno la solidarietà nei momenti difficili, e questo lo ribadisco perché noi stiamo vivendo proprio un momento difficile, è quando arrivati a Malta i marinai, con la scusa di ancorare la prua della nave, calano una scialuppa per poter andare e liberarsi da questa situazione di difficoltà, lasciando gli altri. Paolo aveva detto che bisognava stare insieme, qui il centurione Giulio impedisce ai soldati che temevano, ecco, la fuga dei prigionieri e ne sarebbero stati responsabili e quindi avrebbero dovuto pagare anche forse con la vita, avevano deciso di ucciderli per non farli fuggire. Invece il centurione, ricordando le parole di Paolo, fa in modo che queste persone non siano uccise e tutti si possa approdare a Malta. Ecco, allora mi sembra che il tempo a nostra disposizione sia concluso. Allora abbiamo accompagnato Paolo in questo viaggio, in questo naufragio, in questa tempesta, che è un po' il simbolo di una realtà che noi stiamo vivendo, non dal punto di vista di una navigazione materiale in mare, ma una navigazione non meno difficile che stiamo facendo con le nostre comunità in questo periodo di pandemia. Allora mi sembra di poter concludere con questo punto: l'ascolto della parola di Dio, anche quando sembra la parola di Dio in contrasto con il buon senso economico degli uomini. Celebrazione dell'Eucarestia come momento che Paolo ha vissuto di fronte al dramma del naufragio. Per tenere insieme tutti, perché solamente rimanendo insieme con Paolo tutti si sarebbero salvati. Il terzo tema allora è quello della solidarietà che nasce dall'Eucaristia, non in senso spiritualistico fideistico, ma in senso soprannaturale. Il senso soprannaturale è quel senso che cointende al suo interno e non prescinde dalla realtà umana naturale che appartiene alle nostre persone, alle nostre vite, alle nostre comunità, ai nostri bambini, ai nostri giovani, ai nostri anziani, ai nostri malati. Concludo ringraziando voi presbiteri per quello che fate, i diaconi, per quello che fanno dal punto di vista pastorale. So che state realizzando un cammino pastorale che è un po' simile, per certi aspetti, alla traversata di Paolo che da Creta vuol raggiungere la meta di Roma e affronta la grande tempesta tra l'isola di Creta e Malta e riesce a tenere insieme l'equipaggio, i prigionieri, i viaggiatori, perché solamente insieme umanamente e insieme celebrando l'Eucarestia si può essere comunità cristiana che vive in un territorio e sa riconoscere anche le esigenze e le necessità del cittadino e della comunità cristiana. Buon Avvento e buon Natale a tutti.